Noi siamo pronti ad ascoltare i territori, a prendere in mano la questione, a cercare di risolvere un problema, perché questa questione va risolta anche da un punto di vista economico, perché siamo in infrazione. Un mandato che inizia all'insegna del dialogo e dell'ascolto con un territorio per forza di cose ben conosciuto. A Giovanni Stagnaro, attuale sindaco di Casarza Ligure, la sindaca della città metropolitana di Genova ha assegnato le deleghe al servizio idrico integrato e al coordinamento delle attività di supporto ai comuni. Due ambiti importanti per lo sviluppo del comprensorio del Levante, a partire proprio dalla questione degli impianti di depurazione delle acque in cui si inserisce il progetto del depuratore nella colmata di Chiavari, bocciato da più parti, ma che resta sospeso a un nodo da sciogliere. C'è una sentenza, ci sono delle situazioni che vanno affrontate anche dal punto di vista legale, però quello che ho detto anche alla sindaca, l'obiettivo principale è che la politica deve fare delle scelte, per cui va ascoltato il territorio. E quello che ci hanno chiesto già alcuni cittadini, ma anche dei comitati che si sono costituiti nel frattempo, la nostra volontà è quella di dialogare con tutti, ma poi trovare una soluzione. Come è stato fatto nel bacino di Seste Levante e della Val Petronio, anche lì ci sono delle questioni aperte che affronteremo. La volontà è quella di chiudere comunque tutto il ciclo della depurazione e poi affrontare anche con i reti, con IRE, per verificare le esigenze di miglioramento delle reti idriche potabili e fognature. Questo è un altro elemento importante della mia delega che mi è stata affidata. E mentre in queste ore resta alta la preoccupazione sul provvedimento che ridurrebbe il numero dei comuni montani, soprattutto in Liguria, resta l'impegno dell'ente metropolitano nel supportare l'attività amministrativa dei piccoli comuni, l'altra delega affidata al consigliere Stagnaro. Supporto ai comuni soprattutto delle convenzioni con protocolli d'intesa per far sì che alcuni lavori che i comuni piccoli soprattutto non riescono a fare, che sono anche quelli banalmente di una stazione unica appaltante per dare degli affidamenti ai lavori, la parte concorsuale oppure l'asfaltatura di strade, possa essere fatta in collaborazione con la città metropolitana attraverso questi protocolli d'intesa.